Allora, io mi chiamo Giuseppe Montifabbro, gli amici mi chiamano Beppi e ho da 3 anni eito in gestione il rifugio Carducci e sto una scelta fatta ovviamente a 60 anni, anche un po' azzardata, ma era un legame con la giovinezza, nel senso che nei primi anni 70 avevo passato 10 dis al bivacco Battaglion Cadore e qualche amico di Auronzo mi ha detto che il rifugio era libero. Avevo stato, come dire, è stato come un grande stimolo e anche un grande sogno della mia gioventù di poter ciappare in man e gestire un rifugio. Questo è un rifugio particolare perché non ha una strada e non ha una teleferica, si porta tutto con l'elicottero e quindi diciamo che è un rifugio ancora alla maniera vecchia, insomma. I rifornimenti in generale li feso tutte con l'elicottero, ma alcune robe fresche come il pan, come i uova, come qualche volta la verdura, don a toglierla col bastin via al rifugio Comici, e dopo i voli de metà istiade, di solito in coincidenza con la camignata, diciamo che da Ferragosto a Rouen a fine settembre qualche volta vado via con la moto carriola alle Comici, perché il gestore del Comici, che è Klaus, mi tira su con la teleferica che il che ho bisogno, se parla chiaramente di robe pesanti come può essere qualche fusto della birra, tutto che può necessità al rifugio ma che ha un certo peso. In questa maniera si riesce anche abbastanza a equilibrare i costi, perché si risparmia ovviamente sui voli dell'elicottero. Io ho fatto, come dire, anche una scelta abbastanza importante nella gestione, nel senso che come primo obiettivo per me è la sicurezza delle persone. Qualchedun telefona e che domanda la condizione dei sentieri, delle ferrate, io cerco sempre di essere informato e preciso, evitando che succede poi problemi, che la gente si fese male e che il soccorso deve intervenire. Seconda roba su cui io punto è l'accoglienza che ha da essere di tipo familiare e che è di tipo familiare e una buona qualità della cucina, per cui un buon bicchiere di vino, una buona fetta di salame o di soppressa o di speck, e puntò molto sui chenederli, su alcuni piatti della nostra tradizione dolomitica, e devo dire che da questo punto di vista avevo avuto un sacco di soddisfazioni.
Ecco, dopo chiaramente viene anche il business perché i conti ha da tornare, però io lo hai messo al terzo posto. Un'altra roba importante che fino adesso hai fatto è riferito ai tosate. Un obiettivo che ho è che il di riportare i tosate in montagna. Allora alle compagnie con le parrocchie o con l'alpinismo giovanile io ho feso un prezzo speciale. Poi da Desiera feso delle proiezioni, di diapositive dei miei viaggi in Nepal al campo base dell'Everest o in Karakorum al campo base del K2, in maniera da stimolare sti tosate a in qualche maniera coltivare una passione per la montagna. Partendo da queste riflessioni, con le guide di Auronce e col CAI avevamo anche messo in pé una serie di progetti. Uno che è bello di in avanti è costruì e fai partire il prossimo anno una scuola di arrampicata con possibilità di stare una settimana a rifugio. Avevamo bello costruito l'aula elementare. I prossimi dì, appena che le guide disponibili faranno la scuola superiore, avevamo bello messo anche in sicurezza alcune vie, e questo fa parte diciamo, globale di questo progetto, di mettere in sicurezza appunto alcune vie che ha intorno, e una è bello stata fatta, che è la nuova via normale alla Croda dei Toni che va su per le pareti est proprio vicino al rifugio. L'idea è che la poi mette in sicurezza anche le vie a Pacher che ha sul campanile Carducci, e per il prossimo anno in sostanza ampliare questa messa in sicurezza delle vie facendo un libro che racconta la storia di questo grande scalatore che è Ettore Castiglioni e il suo legame con la gente d'Auronzo, perché nella scuola di arrampicata di Aosta lui aveva Emilio Macchietto, un Bruno Caldart e un Pais, in questo momento mi sfugge il nome, ma che era il vecchio Cio che è stato anche maestro de sci. Allora tutto quel che hai detto fino adesso credo che vi abbia fatto capire che, non essendo il skate, il business al primo posto, bisogna avere una certa visione di come gestire un rifugio, e quella che io è leata ovviamente alla grande passione per la montagna, e questo comporta che anche tutte le difficoltà che si incontra durante la gestione. Io ricordo il primo anno è stata una roba massacrante perché era un sacco di robe rotte, perdite di aga, però da buon'ora anche la Croda dei Toni che era tutta illuminata, me da sea forza e energia portigni duro e por di avanti. Diciamo che questa ragione empì una sorta di, come si può chiamare, di visione sociale che io sempre ho avuto, che è quella di poter riportare i giovani del Cadore a frequentare la montagna, perché è una dimensione che dà tanta energia, se fai tanta fatica, ma dà anche tanta gioia. Quindi io penso che alla base di tutto quel che ho feso è il fatto che riesco a levare presto da buon'ora e di tardi a dormire, avere sempre energia, e do proprio da questa intensa passione, dall'entusiasmo che ho metto in questa attività, in questo modo di gestire il rifugio. E vedo che la gente che passa da questa capisce, sente questa diciamo, la filosofia con cui io gestisco sto rifugio. Insomma. Se questo rifugio fosse nel circuito delle Tre Cime dell'Avaredo, a che te has una marea di turisti, una marea di persone, io non sarei che a gestirlo. Questo rifugio viene rua solo chi che fa tanta fatica, che quindi è veramente appassionato della montagna, non viene qua con le scarpette per fare la passeggiatina come se fosse a fondovalle, e chi che rua proprio perché fa fatica sa apprezzare bene tutto quel che è editognante, la familiarità del rapporto, la qualità della cucina, il buon bicchiere di vino e tutto quel che serve. Sei Lorenzo, sei da San Piero,
fatto il cargo al rifugio Carducci da sta stagione. Avevo molta soddisfazione, ha fatto tutto in ceda e avevo un certo riscontro anche da parte della clientela. Ecco, credo che per questa puntata avone finiu, io vi spieto ancora fra una settimana per la seconda puntata della storia e della gestione del rifugio Carducci.